Buongiorno da Leandro Maggi, buongiorno da Rosolina Mare. Al Giro di Boa del Ferragosto 2023 si può fare già un bilancio della stagione a Rosolina Mare. Anche quest'anno la spiaggia di Rosolina, unitamente alle spiagge del Delta Scano Cavallari, Boccasette e Barricata, ha ottenuto la bandiera blu e questo, oltre ad essere un importante riconoscimento per tutto il lavoro che i nostri operatori stanno facendo, è un impegno per mantenere il nostro litorale con questi standard di ecosostenibilità e qualità. Tornando a Rosolina abbiamo fatto un giro tra le tante attività che hanno caratterizzato la stagione, in primis il Luna Park che anima Piazzale Europa, che tra l'altro avrebbe bisogno questo piazzale da anni di un restyling. Arricchito comunque il Luna Park da un galeone pirata, una giostra di grande impatto e molto gradita dai giovanissimi. Con Brando Casertelli, una stagione partita un po' in sordina, ma che comunque sembra, a fine, adesso facendo un bilancio dopo Ferragosto, buona. Come è andata voi con le giostre, con tutto il vostro Luna Park? È inizio scarso, ma adesso andiamo molto bene. Gli stabilimenti baleari si sono prodigati con serate a tema, concerti live, appuntamenti all'alba che sono stati seguiti, nonostante l'orario, da decine di persone. Abbiamo sentito uno dei protagonisti, Fabrizio Ruzza, che con Anna Ingegneri ha caratterizzato un appuntamento di queste levatacce con la magia dell'esibizione dal vivo. Programmazione, un'offerta talmente importante, e le albe, il rock, Rosolina Mare, secondo noi una buona programmazione per l'estate. Molto bella, il comune si è veramente attrezzato, ha portato dei bravi musicisti in zona e le albe sono state un successo perché io le seguo e vado tutti i giovedì. L'animazione che quest'anno ha visto la Società Verde Blu protagonista con i suoi animatori, offrendo sia negli stabilimenti che nei villaggi turistici un prodotto a 360 gradi che ha accontentato veramente tutti. Ristorazione e alberghi più che soddisfatti nonostante 3 weekend persi per la cattiva stagione, ma sopperiti da un luglio e agosto sold out. Valerio Zaninati, un bilancio di questa stagione, siamo dopo Ferragosto quindi possiamo già tirare una linea, com'è andata? È andata benissimo, abbiamo fatto un'estate veramente bella e se il tempo ci assiste potremo finirla in maniera egregia. È iniziata difficile ma non tanto per altre cause ma proprio per il tempo perché non ci dava tregua, ma abbiamo fatto una settimana di Ferragosto strepitosa, quindi speriamo continui così. Silvana Marangona, qua siamo in uno dei posti più celebrati, Enrico, Silvana, come è andata la stagione? Molto bene la stagione è andata, adesso non si può dire altrimenti secondo me. Ecco, voi siete uno dei locali più conosciuti insieme al Gattaccio, tanto per dire, anzi faccio vedere tutto lo staff, Enrico l'abbiamo già visto, gli amici eccetera. Perché uno riesce a lavorare alla grande come voi a Rosolina? Perché noi cerchiamo di dare un prodotto diverso, perciò cerchiamo di dare un motivo per cui la gente possa venire a trovarci. Da lì parte tutta la pasticceria, facciamo tutto noi, perciò le brioche, i panini, il pane, la pizza, perciò diamo una scelta diversa dagli altri, ci distinguiamo un po'. Bravi, guarda, non vorrebbe, guarda, gli chiedo una cosa ad Enrico, sei obbligato, dimmi il Cincaleri, sta andando nei migliori ristoranti stellati eccetera, so che è una vostra invenzione, quante soddisfazioni gli sta dando? Tantissime e sono troppo fortunato per questa cosa qua, veramente, sono veramente grato, grazie a tutti, grazie di cuore veramente, è buono perché è un buonissimo prodotto, per me è un eccellente prodotto, però grazie a tutti e soprattutto grazie alla natura che ci dà le bacche di ginepro per farlo, che senza quello non si fa nulla. Grazie ragazzi, posso citare una cosa che dice sempre Enrico? Che a fare un acqua park bellissimo bastano 2-3 milioni di euro, a fare una pineta 50 anni e questa me la vendo. Naturalmente non potevamo non chiudere con George X, colonna musicale di tutte le stagioni da 6 anni a questa parte, e gli facciamo la domanda che a noi preme. Ma la gente è generosa qua, perché tu naturalmente lavori col cappello, sei un artista di strada. Allora, fuori onda. Fuori onda, sì.
Se ognuno buttasse, non dico un euro, non dico 50 centesimi, 10 centesimi, ma tutti quelli che passano sarei ricco. Vabbè, quindi sei ricco. No. Ciao, complimenti. Ciao. Grazie, ciao.